Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato Matteo Napoletano. In questo video vi parlerò di due notizie, cioè non proprio notizie, una notizia e poi andiamo a fare a vedere la classifica della Serie A Envil 25-26. Partiamo prima dalla notizia e poi vi porterò, e poi vi dirò, anzi, dell'attuale classifica della Serie A 25-26. Allora, la notizia è uscita da oggi da questo giocatore, cioè um, Pedro della Lazio, attuale centrocampista della Lazio, 38 anni, lascerà la Lazio a fine stagione. Lo conferma le voci che stanno uscendo da un paio di settimane, però lui dice lascerò la squadra a giugno, però io voglio riportare la Lazio, almeno in Conference League voglio portare la Lazio in una delle tre competizioni europee. Conferma tutto appunto con un post su Instagram e i tifosi della Lazio, diciamo, dopo aver sentito questa notizia sono rimasti, diciamo, spiazzati perché, diciamo, non è che se la aspettavano che il centrocampista, diciamo, uno dei giocatori più importanti della Lazio, un centrocampista molto forte, a mio parere. Secondo me il quarto centrocampista più forte in Serie A, almeno uno dei centrocampisti più forti in Serie A mio parere. Poi non so voi come la pensate, però almeno è un idolo della Lazio che ha fatto la storia in questi anni del club della capitale, non proprio della capitale, ma del club del Lazio. Poi ora parleremo della Serie A, attuale classifica della Serie A. Allora, la Serie A vede appunto partiremo dalla 20ª posizione, poi tra poco, dopo l'uscita di questo video, mi metterò a registrare il video del Fanta Batman e i pronostici delle partite e il segna non segna, non so se ve lo porterò, devo ancora decidere, però vabbè. Allora, partiamo dalla 20ª posizione, Genoa. Terza posizione, Patrick Vieira rischia esonero. Si sta andando a ricreare la situazione dell'anno scorso. Non so se vi ricordate, ma il Genoa nei primi 2 o 3 mesi di campionato, più o meno erano questi mesi, fino a novembre, metà di novembre, il vecchio allenatore del Genoa, non mi ricordo adesso come si chiama. Ma più o meno erano le stesse posizioni, Genoa in zona retrocessione, poi si è cambiato da allenatore, si è stato preso Patrick Vieira e da appunto zona retrocessione si è passato a 14, 13, 12, più o meno erano questi i posti che si era posizionata da Lazio, ora non ricordo precisamente. Ora passiamo alla Fiorentina, 4 punti. Come vi ho già detto, è un simile discorso Genoa. Non proprio simile, però in pratica Pioli rischia esonero. Secondo me se ha avuto fortuna a vincere lo scudetto con Milan, perché secondo me è un allenatore mediocre. Un allenatore mediocre, non è. Cioè tu se sei un allenatore, non è un allenatore da top, non sei un allenatore da squadra top, almeno tu devi, secondo me, devi allenare, devi avere più esperienza per essere un top, no? Tu devi avere più esperienza con squadre piccole che lottano per la salvezza, squadre medie, quindi da 13esimo, 11esimo, 10º posto, da metà classifica, e poi puoi ragionare con squadre più grandi che lottano magari per una conference, per una Europa League, così fai esperienza con queste squadre e puoi almeno diventare
squadra top, cioè puoi diventare allenatore top, puoi diventare un buon allenatore a portare la squadra alla vittoria di qualche titolo, non dico dello scudetto, però almeno entrare in Europa. Cioè dalla 19ª posizione, che hai 4 punti, facendo più o meno vogliamo dire zona conference, qui dalla zona conference sono precisamente 11 punti, perché la Fiorentina ha 4 punti, il Bologna ne ha 6, cioè ne ha 15, che è sesta, in zona conference. Cioè, c'è proprio una differenza abissale. Quindi se tu vuoi arrivare in conference, Fiorentina, aspetta questa partita, cioè, fai finire questa giornata di campionato, vedi come va. Poi, a prescindere da come va, se la vinci, la pareggi, la perdi, non lo so, ma lo mandi via Pioli. E beh, ma devi ritornare a Palladino, devi vedere che dice Palladino e magari lo provi a convincere a ritornare, diciamo, ad andare di nuovo ad allenare il club ehm, toscano. Tra l'altro è una cosa che oggi non usciranno video panini, usciranno più verso la settimana prossima, penso. Poi non so se domenica pomeriggio andrò a prendere un pacco a Tenerife, non lo so, devo vedere un po'. Però vabbè. Poi lasciamo stare, che poi di Fiorentina, che con tutti i giochi, cioè la Fiorentina, la squadra forte, che la squadra ha una bellissima squadra, una buona base. Cioè, no, con tu Mose Kane, ma oltre a Mose Kane c'hai anche Zeko, De Gea, Rani, vabbè, alcuni giovani talenti come Uzzo, Ranieri e altri giocatori di esperienza. Cioè, tu con questa squadra puoi lottare per l'Europa League, perché è il quinto posto con questa squadra. Non so come Pioli sta facendo ad arrivare ai 19esimo, non lo so proprio. Che tra l'altro è pure retrocesso di un posto la Fiorentina, perché fino alla scorsa giornata, fino alla prima della nona giornata, era la Fiorentina nel 18esimo, ora sta 19esima, sta al 19esimo posto. Cioè, quindi sta facendo ancora peggio Pioli. Cioè, 18esimo posto per uno. Verona secondo me, se vi ricordate, a settembre, cioè a inizio ottobre vi feci il pronostico della Serie A e misi il Verona o 18esimo o 19esimo, ora non ricordo, però secondo me quest'anno è l'anno giusto che va in Serie B. Fidatevi di me con i giocatori che ha, non sono adatti alla Serie A. Scusate per il gioco di parole, però veramente non sono adatti alla Serie A. Poi Pisa 17esimo con 5 punti, pari punti con Verona. Pisa che sta cercando di salvarsi, di fare il meglio. Alberto Gilardino sta facendo cioè sta cacciando il 300% di lui per diciamo salvarsi e continuare a stare no. Poi abbiamo Lecce 16esimo, 6 punti. Parma 15esimo, 7 punti, che si va a riconfermare squadra dell'anno scorso, nonostante le cessioni, le importanti cessioni come Mann e altri, come Cosola, l'attaccante della Juve, dell'Inter, Bonni, l'attuale attaccante dell'Inter, Bonni, ex Parma, nonostante abbia ceduto questi due giocatori, si va a riconfermare quindicesima come l'anno scorso. Abbiamo Cagliari nono, cioè no scusate, Cagliari 14esima, 9 punti. Secondo me quest'anno il Cagliari farà, se Pisacane farà simile l'anno scorso, nonostante i giocatori che hanno, secondo me arrivando 14 o 13esimi, ma poi hanno la squadra per arrivare anche ai noni, non lo metto in dubbio, però secondo me non riuscirà a amalgamare bene la squadra. Torino 13esimo a 12 punti, Udinese
12esima, 12 punti, tra l'altro stessi punti e stessa posizione. Secondo me queste due squadre sono squadre appunto da metà classifica, non sono squadre, magari il Torino con gli acquisti, cioè con i prestiti in entrata e anche gli acquisti in entrata e magari qualche cessione, anche se le cessioni sono state importanti, però sono andati a sopperire in altri ruoli molto bene. Tra Simeone e Ngonge, scusate. Ehm, Secondo me sono andati ad Ama, cioè hanno una bella squadra, possono lottare per la conference, però devono, l'allenatore secondo me, Marco Baroni non può, non può portare il Torino in conference, serve una bella rivoluzione a livello sia a livello societario, quindi bisogna cambiare presidente e che a livello di allenatori. Poi abbiamo Lazio a 12 punti ed è undicesima. Lazio che cioè ha fatto bene nella scorsa partita, ha fatto molto bene, però deve migliorare. Sarri, cioè ok, hai avuto il blocco del mercato, cioè dovevi almeno scegliere due o tre giocatori forti per almeno avere un abbassamento dei paletti finanziari e magari ti entrano dei soldi e tu puoi spendere magari solo quelli per gli acquisti, però se ne parlerà penso l'estate prossima. Sarri che deve imparare diciamo, a gestire meglio la squadra, secondo me, nonostante alcune vittorie, però diciamo la squadra è da Europa League, da Conference League, più o massimo. C'è minimo Europa League, cioè minimo Conference, massimo Europa League. Perché la squadra è rimasta la stessa dell'anno scorso, se lo vogliamo dire, è rimasta la stessa anche di 2 anni fa, non è che è cambiato tanto. Vabbè, poi abbiamo decimo Sassuolo 13 punti che sta sorprendendo il Sassuolo perché magari uno si aspetta più un 14esimo, 15esimo posto, però sta sorprendendo arrivando nella parte sinistra della classifica. L'ultimo posto della parte sinistra della classifica. Poi abbiamo l'Atalanta nona, 13 punti, vari punti con il Sassuolo. Atalanta che deve migliorare. Juric non può fare bene in alcune partite, in altre no. Deve fare meglio, cioè deve fare bene in tutto, no? Solo in alcune partite. Poi abbiamo la Cremonese a 14 punti, ottava posizione. Come il Sassuolo sta simile Sassuolo, come sta sorprendendo il Sassuolo, sta sorprendendo pure la Cremonese. C'è tutto blocco che ha un punto dalla conference, ha un punto dall'Europa League. Cioè no, a un punto a 2 punti dall'Europa League, a 3 no, a 4 dalla Champions. Cioè sta facendo la Cremonese, sta facendo proprio benissimo. Non bene, ma benissimo. Come il Sassuolo si aspettava magari nella parte destra della classifica, magari 16esima, 17esima posizione al posto di Lecce e Pisa. Però vabbè, abbiamo Juve, 15esima al settimo posto. Allora, Juventus che ha appena esonerato Tudor, diciamo Juve settimo posto, cioè almeno io, questa prima parte del girone di andata diciamo è posto Tudor, quindi diciamo appena secondo me Spalletti che oggi o ieri, non mi ricordo, quando ha fatto la conferenza, cioè oggi scusate, ha fatto la conferenza di presentazione e ha detto che vuole ambire per lo scudetto perché secondo lui i giocatori che ha possono ambire, secondo me no. Massima Champions League, massimo quarto terzo posto, però vabbè sarà decisione lui, questa di lui, però vabbè. Scherzi a parte, no vabbè no scherzi, cose vere. Però vabbè, passiamo alla zona conference Bologna, 15esimo, 15 punti,
sesto posto. Bologna, che quelle sono tutto blocco alle posizioni, non posso dire niente. Sesto, quinto posto. La stagione 23-24 che è arrivata quarta, cioè che è arrivata quinta, però diciamo là si è aggiunto il fatto che 5 squadre vanno in Champions e 2 in Europa e una in Conference. Sì, sì, correggetemi se sbaglio. L'ottava andava in Conference, sesta e settima in Europa League. Diciamo è stata fortuna, puro caso, quel fatto, però diciamo quelle sono le posizioni del Bologna. Como, quinto posto, zona Europa League, 16 punti. Ehm, Como che con i giocatori che ha, diciamo, può ambire pure alla Champions, non vuoi esagerare, massimo quarto posto può ambire, poi basta. Poi abbiamo un Milan 18 punti, che sta dopo il ottavo posto, nella scorsa stagione ci può stare quarta, dai. Terza Inter 18 punti, non voglio neanche esprimermi sull'Inter. Ehm, Roma e Napoli, pari punti, 21 punti. Napoli primo per differenza reti rispetto alla Roma. Se non mi sbaglio, il Napoli ha fatto più gol della Roma. Correggetemi se sbaglio. Roma si sta sorprendendo in questo campionato con Gasperini, ma secondo me, guardate che vi dico, tempo 2 o 3 giornate e crollerà. Non di tanto, tutto a blocco di 2 posizioni, da seconda a quarta, quindi non è che crollerà tanto. Però vabbè. Poi il Napoli, nonostante quasi 9 giocatori, oh no, quasi no, sì, no, quasi 9 giocatori infortunati in infermeria, cioè siamo primi. Cioè, in questo periodo ci stanno buttando a sfiga, però loro ci buttano a sfiga e noi, nonostante ci buttano a sfortuna, siamo ancora lì. Siamo ancora lì. Ovviamente il campionato è iniziato da 9 settimane. Sì, no, da 10 settimane. Da domani da 10 settimane. Il campionato è ancora lungo, però aiuto, guardate come passa il tempo. Io mi ricordo ancora che era 20 agosto, 26 agosto, che era appena iniziato il campionato. Oh, mancano 28 partite, cioè 28 settimane alla fine del campionato, il tempo passa, ma passa molto. Vabbè ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Ci vede il Fantagabbo, mi sono confuso con Gabbo, però vabbè, Fanta Batman e i pronostici delle partite della Serie A 24 e 25-26. E mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi tutti al canale e nei commenti in descrizione c'è il gruppo Telegram. Vabbè, ciao!